Ma tu hai qualche cosa sotto? Ok, microfono acceso. No, magari no.
acceso. Il jingle? Buonasera a tutti, spero che ci sentiate, spero che ci vediate. Io direi che ormai sono le 18:32, siamo collegati 63 e quindi direi che possiamo iniziare. Io sono, per coloro che non mi conoscono, Carlo Personeni, sono il presidente dell'ente Bergamaschi nel mondo e ho il piacere di presentare per la seconda volta questa iniziativa, di questi incontri di familiarizzazione del bergamasco. Bergamasco che è il nostro dialetto del nostro territorio, che non è assolutamente andato in disuso, anzi. E quindi riprendiamo questi incontri, saranno 12 lezioni e subito già inizierà questa sera, con una chiusura finale che sarà poi, diciamo, la 13ª lezione il 4 di dicembre. Questo è stato possibile realizzarlo da parte dell'ente Bergamaschi del mondo in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida. Ducato di Piazza Pontida, che è il sodalizio più importante della provincia di Bergamo per quanto riguarda la cultura delle tradizioni della nostra provincia di Bergamo. Varie iniziative il Ducato fa sul territorio, però abbiamo la presenza del Duca Smichateau e quindi sarà lui che vi presenterà in sostanza che cos'è il Ducato di Piazza Pontida. Queste lezioni verranno così tenute dalla professoressa Giusy Bonacina, che anche lei è qui presente con noi, anche lei poi interverrà come si svolgeranno le lezioni, e anche qui abbiamo fatto un'esperienza lo scorso anno molto interessante. Al termine verrà realizzato un lavoro e sicuramente faremo ancora la stampa dei vostri testi, dei vostri elaborati, che sono stati molto molto interessanti e sono rimasti meravigliati. Vi sono, ora siamo 7 collegati, vi sono delle, chiamiamole, regolamenti da rispettare essendo in tanti. Il microfono va tenuto chiuso sia adesso che durante le lezioni, ma credo che vi faranno scorrere o comunque vi sarà possibile verificarle. Chiamiamo queste norme per poter lavorare tranquillamente con la professoressa Giusy, la quale al termine, lo dice anche qui nella presentazione che andrete a vedere poi dopo, che darà lo spazio ai vostri interventi, alle vostre segnalazioni. Io credo di aver anticipato quanto dovevo fare, siamo comunque a disposizione, i nostri uffici e la nostra segreteria, anche qui vi verranno indicati i numeri di telefono e le mail, siamo a disposizione per qualsiasi necessità. Ricordo che per aver diritto alla fine del corso dell'attestato di frequenza di queste lezioni, sono 12 lezioni, ma dovete essere presenti almeno interamente a 9 lezioni. Ecco, questo è una cosa doverosa, una cosa logica, ma comunque andava detta anche questo. Io vi ringrazio per la vostra iscrizione, per aver accettato questa condivisione, questa opportunità. Ringrazio anche il Duca Smichateau del Ducato di Piazza Pontida e la professoressa Giusy Bonacina, che vi coadiuverà fino a dicembre. Noi ci rivedremo a dicembre. Intanto buone lezioni a tutti, arrivederci e buon corso. Sentiamo il Duca. Bene, bene, buonasera, almeno da Bergamo, buonasera a tutti. Grazie all'ente Bergamaschi nel mondo, grazie al suo presidente Carlo Personeni, che dà anche quest'anno la possibilità al Ducato di così collaborare a questa bella iniziativa che penso che stia prendendo piede, perché già rispetto all'anno scorso 69 oggi in questo momento collegati è un gran numero di persone che riusciamo appunto a raggiungere grazie alle tecnologie
di questi tempi e fa piacere al Ducato essere partecipe, essere un po' il protagonista di questa avventura, seconda avventura, grazie alla Cavaliere Uwe Pleno, componente del Senato Ducale Giusy Bonaccina, che vi terrà compagnia per tutte queste 12 lezioni su questo bellissimo libro che conosciamo tutti, che sicuramente conoscete anche voi, Le avventure di Pinocchio, storia appunto di Juppé, no? Chiamato proprio nel titolo di questa prima lezione. Il Ducato di Piazza Pontida, per chi non lo sa, è un'associazione che ha nel suo DNA mantenere vive le tradizioni, il folklore, gli usi, ma soprattutto il dialetto, la lingua bergamasca. E questo ci casca fagiolo questa opportunità di poter parlare con voi a tanti chilometri di distanza, ma col cuore bergamasco che batte, no, in voi, proprio perché arrivate da qui, arrivate da questa gente, magari i vostri nonni, i vostri padri, parlato. Vabbè, ormai lo aspetto e gli do una mano. E mi sembra anche una bella opportunità per tanti di voi. Lui fa l'essenziale, faccio il resto, dai. Cosa dire? Dire che il Ducato di Piazza Pontida è questa associazione che tra l'altro l'anno prossimo compirà 100 anni, un grande traguardo, un grande davvero importante traguardo per il Ducato, nato nel 1924 da appassionati legati ancora alla tradizione, che hanno saputo nella storia in questi 100 anni portare avanti le tradizioni, ma soprattutto i dialetti. L'anno prossimo lo festeggeremo con le nostre maniere, con i nostri modi di fare, e speriamo di poterci vedere in qualche occasione anche con queste nostre iniziative che solennizzano questo anniversario importante per il nostro sodalizio. Mi fermerei qua augurandovi a voi tanti auguri di un buon corso. Tra l'altro anche in Italia la scuola sta per partire, parte domani qui a Bergamo, per cui ecco un buon auspicio anche per voi iniziare questo corso proprio come partono i nostri ragazzi bergamaschi. Grazie a tutti, C'è scritto così. buon corso di dialetto bergamasco. Sentiamo Giusy, prego. Allora, intanto buonasera a tutti. So che siete tanti e il numero abbastanza mi spaventa, ma va bene così. Questo vuol dire che tutti quanti siete interessati al nostro dialetto bergamasco, che poi è la lingua del cuore. Perché il dialetto bergamasco? Beh, l'abbiamo detto, perché è la lingua del cuore, ma non solo questo. Il bergamasco è una lingua antichissima e nobilissima. Le prime parole in bergamasco risalgono addirittura al 587 a.C., più o meno, quando le truppe di Belloveso scendono dal nord, arrivano in Italia passando le Alpi e si stabiliscono nel piano lombardo. Milheim, in lingua celtica Milano, vuol proprio dire paese fertile. Però queste truppe sono subito seguite dai Galli Cenomani, i quali invece preferiscono stanziarsi nelle terre tra il Brembo e il Serio. E quindi qui arrivati cominciano a chiamare con le voci della loro parlata tutte le piccole comunità che si andavano formando. Molti dei nostri paesi hanno una derivazione celtica. Vi dico per esempio Braca. Braca vuol dire in celtico spuntone di roccia. Par, il nostro parre, vuol dire campo esteso. Sere, il nostro Serio, vuol dire acqua che scorre sotterranea. Effettivamente un tratto del Serio scorre sottoterra, ma ce ne sono tantissime. Ma chiaramente non è stato solo fare come Simone Bravi, l'unica cosa è quella di là a dare il via al dialetto bergamasco, perché ci hanno detto qualcosa di loro anche i latini. Bergamo è stata una provincia latina e a differenza di quello che facciamo noi, che consideriamo Bergamo divisa in Bergamo Bassa e Bergamo Alta, con i latini Bergamo è divisa in est e ovest. A est, quindi la zona di Borgo Palazzo, erano venerate le divinità femminili delle messi, dei raccolti, mentre la parte ovest, cioè Piazza Pontida, Borgo Sant'Alessandro, Borgo San Leonardo, aveva come divinità maschili della guerra e della morte. Se voi pensate alla nostra mezza quaresima, che è poi di matrice ducale, perché è il Ducato di Piazza Pontida che se ne prende l'onere, in fondo la nostra sfilata di mezza quaresima e il rasgamento della Egia
Altro non sono che il funerale, quindi divinità della morte, dell'anno che passava, perché per i romani l'anno finiva più o meno all'inizio di marzo, quindi ci siamo con i tempi. Poi ovviamente i latini ci hanno messo del loro nel nostro dialetto bergamasco. Il nostro catà, per esempio, viene da captare, latino. Il nostro fröst usato viene da fruere, sempre latino. Il nostro leccia, piangere, viene da luctare, cioè piangere per un lutto. Poi ci sono tante altre parole che sono da altri popoli che sono passati qui. Il nostro bicer viene dal biker tedesco, ma ce ne sono tante. Ognuno ha lasciato il suo segno e noi adesso abbiamo questa lingua meravigliosa che è il dialetto bergamasco. Noi il dialetto bergamasco lo parleremo analizzando Gli avventure del Pinocchio, storia di Giopì, come ha detto, come mi ha anticipato il dottor Personini. Perché? Perché Gli avventure del Pinocchio, cosa c'entra Pinocchio con Bergamo? Allora, la traduzione l'ho fatta io, il libro è mio ed è la traduzione pedissequa del Pinocchio di Collodi, ma io ho voluto ambientarlo in terra bergamasca. E perché Pinocchio in terra bergamasca? Perché Pinocchio e Gioppino praticamente sono la stessa persona e condividono tutto. Voi sapete tutti che Gioppino è, non dico la maschera di Bergamo, perché Gioppino non è una maschera, non viene dalla commedia dell'arte, viene dall'800, quindi non è una maschera, ma è un personaggio del teatro popolare di figura, cioè è un burattino, e guarda caso Pinocchio è un burattino. Tutti e due hanno una testa di legno, tutti e due rifiutano la scuola, non vogliono imbrigliare la loro intelligenza nella scuola, nella scuola che in qualche modo incarcera la creatività. Tutti e due sono molto generosi, naturalmente a loro modo sono dei personaggi con qualche difetto, le bugie per Pinocchio, l'essere maneschi per Gioppino, ma sono molto generosi, cercano in tutti i modi di dare una mano a chi non ce la fa. E questa è una cosa molto molto bella che noi bergamaschi abbiamo. Se voi trovate un popolo generoso, lo dovete trovare fra i bergamaschi. Sono i bergamaschi che hanno portato a casa l'unità d'Italia, non raccontiamoci storie. È così, Francesco Nullo, se non aveva i bergamaschi, era ancora lì che aspettava di metterci tutti insieme, e invece l'ha fatto attraverso i bergamaschi. Pinocchio e Gioppino, in fondo, sono due diversi che si confrontano con una comunità di uguali, di normali. Loro non sono normali, sono diversi, e vivere da diversi in una comunità che si specchia, che ha persone che si specchiano l'uno nell'altro, è veramente difficile, voi lo sapete bene, perché chi vive in un paese diverso rispetto a quello nel quale è nato sa benissimo come sia difficile confrontarsi con delle persone che conoscono. Ultima cosa, Pinocchio e Gioppino innamorati di una donna, bellissima, quella di Pinocchio che è addirittura una fata, molto più brutta la Margì di Gioppino, che in fondo è soltanto una donna con i goggi, una donna molto pratica, a volte manesca anche lei e linguacciuta, al contrario della fata che ha delle finezze, però a differenza della fata la Margì di Gioppino è una tenera compagna, la fata un po' si nega e un po' si concede come la più consumata delle amanti, ma questo ci porterebbe lontano. Ultima cosa, entrambi innamorati, oltre che di una donna, anche di questa bella terra che abbiamo, Pinocchio della sua terra, Gioppino della nostra Bergamo, e tutti e due immortali. Immortali perché Gioppino sconfigge la morte a bastonate e Pinocchio la sconfigge perché il suo burattino resterà in un angolo ma non morirà. Lui diventerà un bambino ma il burattino non morirà. Io credo che non ci sia conclusione migliore che dire Pinocchio e Gioppino sono a Bergamo la stessa cosa. E allora partiamo immediatamente con Gli avventure del Pinocchio. Bene, grazie Giusy. Avete visto che è fantastica, se già questo all'inizio, quindi io torno a farvi gli auguri di buon lavoro. E mi ha fatto piacere vedere che tra collegati in vari modi
siete più di 100, quindi se tutto questo va bene, credo che sia una soddisfazione sia per il Ducato che per noi, che ci siamo adoperati ben volentieri a questa iniziativa. Buone lezioni, buon lavoro e ci vedremo al mese di dicembre. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buon lavoro. Sì, pronti? Se sono in mezzo, io partirei, beh, non sono proprio in mezzo, ma credo che mi vedano tutti comunque, quindi va bene. Perfetto, allora possiamo cominciare le nostre avventure del Pinocchio, storia di Giupì. Partiamo dal primo capitolo primo. Come la staccia che il maestro Seresa rasgot, lì ha trovato i toc de len che il pianzia e il grignà compagno c'è. Abbiamo già individuato che cosa succede. Allora, Mastro ciliegia, e vedremo perché si chiama così, rasgot. Perché rasgot e non marengu, che è il falegname in terra bergamasca? Perché il rasgot è quello che riceve le bore, cioè i tronchi d'albero, li trasforma in legno da lavorare, quindi in assi, quindi in blocchi, ma quando ria una bora e bisogna rasgala, che la ciapola è rasgot. Se qualcuno di voi ricorda a Bergamo negli anni più o meno 60, fino alla fine degli anni 60 sicuramente, nella via dei Cappuccini c'era una segheria e il proprietario della segheria si chiamava Johann Rasgot, perché appunto utilizzava la sega per trasformare i tronchi degli alberi in legno da lavoro. Marengu invece è colui che utilizza il legno già trasformato in assi o in blocchi e lo utilizza per fare gambe di tavoli, mobili, suppellettili, quello che volete. Però quando arriva in bore la persona che lo riceve è rasgot. Allora partiamo. Gera una volta ure i dighera sorbetis cetiki ed reales. No, cece, i sbagliato. Gera una volta più toc de legno. L'era mia ulein de luso, l'era giusto una bora de quelle che si scepa su ok per fadet i soc che smed d'inverno di stue e di camì per impiar il foc e scaldare stanze. Messo mia come le staccia. Manima, ubelde, guardate che bello questo termine, manima, che vuol dire improvvisamente. È proprio un termine bergamasco. La traduzione letterale sarebbe man mano, ma in realtà non avviene, non indica un man mano, ma indica un improvvisamente. Ubelde, sto toc de lei, le è capitato in della bottiglia di Rasgot, che si chiama Antonio, ma la chiamava maestra Seresa per via della punta del suo nas che l'era sempre l'ostra infiammegheta come una stesa maruda. Appena che il maestro Seresa la esti sto toc de lei, al se fregati matto il contet e se dice in tra di lui che lei che le propriamente riacché a proposito e le dovrà per fare su una gamba al tavolino. In 4 la ciapati in dinal sobrausi Gürzel per cominciare a la furma, ma quando le sta il dre per la sandal prin colp, le resta lì col naso in messa al mostaz perché l'ha sentito una usina fina fina che la gadice. Te, pica mia forne! Guardate, ancora mi fermo su il nas in messa al mostaz. Dov'è il posto del naso? È in mezzo alla faccia. Ma rimanere a Bergamo, noi lo usiamo spesso, resta lì col naso in messa al mostaz vuol dire rimanere basiti, cioè non muovere più un muscolo della faccia, ma mantenersi immobili con il naso proprio in mezzo alla faccia, come dovrebbe essere. Pensé un po' come se sarà stremit che il poer vec del maestro Resa. L'ardad che è de là per tutta la butiga per capire che banda la più di in sta usina, ma la is neguta. Arda sopra il banco, negota. Arda detin di guarnarobe che l'era sempre serà, negota. Arda detin del sidel della rasgadura, nisù.
Allora, per la porta, per daga una giardina posso la streccia e di su. E allora doca, adesso ho capito, la dice con due grignadel in tacca il segretalco, al becca mi sarà un sognato, tacché ma laura. E ci ha fatta mondi malso si di Ursel, al gadaccio una bella botta a sto top de legno. Oi te mi fai mal, ne? Stavolta non essere resa le restalle de stuc, con gli occhi de fo del coper la pura, la bocca aperta e la lingua, che la ghedondaso fino al barbos, compagno di un mascherù de fontana. Appena che la udì parlare, l'ha cominciata a tremare come una foia, è entrata al disia. Pota de che banda salterà la pofosta usina, e perché che ne gli sarà il mia per caso che il tocchel che de legni, che l'ha imparato a luciare e a alimentare scompagno di scetti, più de mia credo, che len che a lei a lui come tu ciote, se te il mette sul feu, che meso de fa così una bella pignata de fasoi, e allora, che si scondi del vergù, ah ma se che del vergù per lui, adesso arrange me. La ciapati in di macca il porto de lei e la sbattì che è là contro il muro. E dopo l'esta ce le amo ascoltare per sempre la usina fina fina. Speta 2 minuti, ne gota. Speta 6 minuti, andiamo ne gota. Adesso proprio capito. A svecchia la usina che le rende il come. Tacché malaura. E siccome che il ghiero è una pura amata, al sembi là a cantare per far scoraggio. E dopo dei mettiti in banda al Sigursel, la ciapati in di mala piola per dare una bella lisada. Ma antacca il piolan, su, la sentì la solita usina che la dice. Mo che la doca, che te me fegati golì. Stavolta il por maesse resa le borlazzò con pan du ploc. Quando la dervitiac l'era senta zontera. O il sono stas al paria pioniachel e infine alla punta del nas, quasi sempre rosa fogheta, l'era dentata blu per la cura. E abbiamo concluso il primo capitolo. Io credo che, spero per voi, di essere stata abbastanza chiara. Non ho voluto, come invece eravamo abituati a fare lo scorso anno, ma eravate molti di meno, non ho voluto darvi la traduzione, perché la traduzione secondo me ci svia un po', nel senso che noi andiamo a vedere subito la traduzione e ci occupiamo poco di capire esattamente che cosa c'è scritto. Senza traduzione invece, se vogliamo leggere, dobbiamo proprio impegnarci a capire che cosa stiamo leggendo, che cosa c'è scritto. Quindi perdonatemi, ma la traduzione non c'è. Dovete impegnarvi un po' di più, ma credo che se amate il dialetto bergamasco, se volete impadronirvene un pochino, sarà una fatica sicuramente ripagata. Partiamo con il secondo capitolo. Forse vado troppo velocemente, quando alla fine voi mi direte che cosa pensate di quello che abbiamo fatto. Se mi vorrete dire vai un po' più piano, io andrò un po' più piano, per ora vado avanti così. Ormai è resa, gli regala il top de len al suo Mirce Petto, che la ciapa per farsi il bel giupì, che se sbude balà, le tira con la spada e le fa i salci mortai. In quel momento i pica a lus. Avanti, la dice il rasgot, senza iga la forza delle asciure. Allora Gagni dedetto il bel vegiasito il lugit, che se chiama Geppetto, ma il cec de sita olta. Vi ricordo che la nostra storia del Pinocchio è ambientata a Bergamo, quindi tutti i luoghi che sentirete nominare appartengono o a Bergamo o alla sua provincia o alle sue immediate vicinanze. Il cec de sita olta la chiama Barba Polenti, perché la sua peruca li asalda come la polenta de Melgò. Ispet de sita olta. Alghero il carattere proprio stenc. Guai a chiamare Barba Polenti, al dente amat come il cal e ghera più redenzio de tenel. Buongiorno, signor Antonio, la dice. Cosa fai, cugnaso? Bergamo sto Geppetto. Che fa un parale, sai formighe. Che le fa di pro? Chi che va menacchi de me, Geppetto? Chi che va menacchi de me, Geppetto? A essi in cer i ma menacchi i gambe.
Ma io gli ho domandato il piacere. So che, pronto per servir, la dice ormai Seresa. Stamattina ho pensato bella u, settembre. Ho pensato di fare un bel giopì, ma il giopì che si sbude balà, de tirare con la spada e de fai i salci mortai. Poi dopo io le portai in tour per il mondo e tira insieme i soldi per riscampare tanti mei. Poi forse mi ha pensato bene. Bravo, Barba Polentì, la usata la solita usina che scapia mia dentro la mia espo. Ma senti, cacciamà Barba Polentì, al vecchio petto ghegnito nervus, le denti arross come il Pieru, de voghera per la rabbia, e con due una brutta ghegna il gadice al maestro Resa. Perché me dirzo di titoli? Ma chi può? Ma chi può? Barba Polentì? Poteva stai bene, sempre se stai me dica che si stai vu, me no, se, no, se, no, e gli è passato di parole ai fatti, e se sgrafaccio, e se piace, e se ne dace de Santa Resù. Quando il maestro Resa alghera di mala per il casalda del bel Geppetto, e il bel Geppetto che la grisa del rasgò. Devi indrere me per il capo, la dice il bel Geppetto, e u devi indrere la mia e la pasta. I due vegetti, dopo dei metisce o non le so per il capo, i sembra sai po', i se basai su, e gli aggiuranti resta sempre amici fino a che scampano. Doca Geppetto, che piacer goi de fare. E le recito che il de lei per fare il meggiupì, genil che de dam. Ora sgotto e con te l'andaccia che söbet che lavora, che la ghera fai passata a te stremise. Ma quando gliela portata lì, la che salta alla fo di ma e la gherro e delada addosso ai schinche del vecchio Geppetto. Ai! E la che sta la maniera di regalare il lavoro, mi quasi copato. Pota ma somiglia sta in me, allora se lo sta in me. La colpa le so del tot di lei. Al suo me che il massifi sta in vua che sa me dre. Me no. Me no. Besier, stia attenti a parlare perché se de nove c'ha me Barba Polentì. Asen, Barba Polentì. Bambos, Barba Polentì. Brösse miot, Barba Polentì. A sente sa chiamà Barba Polentì per la terza volta o il vecchio Geppetto al gappioist e i sei seranaccia d'ossa moturna e se ne dice e se ne dace ustere. Quando si è calmato, o rasgò al ghera do belle sgraffate de più sul nas e il vecchio Geppetto dubu meno sul giché. Allora se dai la mano e gli aggiurante resta amici fino a che scampare. Il se o il vecchio Geppetto la tolse sotto de lei e dopo dei ringraziato il suo amico rasgò al sen via là, sopetto, alla sua casa. Ah, va bene, perfetto. Ecco, se volete, piano, uno alla volta, però io non riesco a vedermi, ma credo che i miei amici qui vi vedano perfettamente. Se avete delle domande da fare, sono qua. Anche scriverle se volete, mi dicono perché io non vedo nulla. Posso fare una domanda io? Certo. La doppia C a volte l'ha pronunciata come C o O in un modo diverso. C'è una differenza? Ti chiedo scusa, non ho sentito la domanda perché mi indicavano il tuo nome, perdonami. Allora, Sostach, la doppia C è stach. Sì. Ecco, ma Sostai mi è sembrato di intercepire anche stai, sostai No. bu. Allora, è solo una comodità di pronuncia. Sostai me, lo diciamo. Sostai me, la doppia C può essere pronunciata sostac me oppure sostai me. Sostai me che è più semplice e viene più rapido, ma nella grafia soltanto con due C. Stac, Ok. riac, parlac, sentic. Oppure sostai me o sostac me. Ok, grazie mille per il chiarimento. Ma è soltanto una questione di comodità fonetica. Ok, grazie mille. Prego. Come si pronuncia Sontic? Credo, no, per cosa? Scusami. No, prima Sontic
Sentici. Mi ha sentito? Sentici. Abbiamo Ok, sentito. grazie. Prego, qualcuno mi chiede, volevo chiedere un chiarimento per la pronuncia di doca. Io l'ho sempre sentito come doca, in tutti e due i casi va bene, ci sono varianti magari tra le valle, o ricordo male io, no. Me fo doca, posso dirlo, e posso dire dai, doca, des. Va bene in tutti e due i casi. Chiedo Una domanda. i termini. Uster è soppetto. Allora, zoppicando, perché aveva ricevuto la legnata negli stinchi, perché gli era rotolata addosso la bora. E uster vuol dire uno staio, era una misura che utilizzavano soprattutto i contadini per dire quanto grano serviva, ma voleva dire, se tu avevi uno staio pieno, voleva dire che il grano era tanto. Quindi chapan uster vuol dire prenderne tante. Posso fare una domanda? Certo, non so chi sia. Che significa bosier? Bugiardo, beusier. Ok. Lei la beusia, quelqu'un te sei vale, lei beusier. O balù. Balù lo so, bosier non me lo ricordo. Sì. È possibile avere la traduzione delle singole parole di cui parliamo? No, è proprio impossibile perché è lunghissima, cioè dovremmo... Allora, l'anno scorso io ho prodotto la traduzione del testo in bergamasco, ma avevo proprio, ho scelto quest'anno di non darvi la traduzione, perché con la traduzione in mano, ribadisco il concetto, andate a vedere la traduzione e guardate il bergamasco. No, guardatevi il bergamasco. Posso fare una domanda io? Esattamente, non so chi sei, ma va bene. Sono Sebastian, io, vabbè, appartengo al popolo che vi aspettavate, non appartengo al tipo di studente che vi aspettavate, io sono argentino, ma da 20 anni che sono a Bergamo, so un po' di bergamasco, ormai l'ho imparato un po', però volevo fare questa domanda qua, le lezioni saranno tutte simili a questa o si prevede qualcuna o c'è una della letteratura integrativa che possiamo magari leggerci a casa perché faccio fatica a seguirla completamente. Cioè... No, lo so. Allora, le lezioni saranno simili a questa. Lei metta però di essere un bambino piccolo al quale noi ci rivolgiamo usando le parole che adoperiamo correntemente. Il bambino piccolo all'inizio non capisce niente, ma nel momento in cui comincia a capire le prime parole, poi diventa padrone della lingua. È quello che vorremmo da questa familiarizzazione. Non è un corso, questa non è una scuola, è un modo per avvicinarci al dialetto bergamasco. Se lei poi ha voglia di, per conto suo, di acquistarsi nelle librerie una grammatica bergamasca, la troverà, ma le lezioni saranno esclusivamente così. Perfetto, grazie. Prego. Benissimo. Il testo è stato mandato a tutti però, quindi voi lo avete. Sì, io ho il dizionario bergamasco italiano, italiano bergamasco, quindi mi aiuterò anche con quello. Certo, bravi, questo lo dovete, è chiaro che uno lo fa, però è bene. Lei era con noi l'anno scorso, Michele Capaccioli, vero? Sì, eccomi. Ecco, e si ricorda che io avevo dato la traduzione di tutto, ed era molto più semplice, perché voi guardavate la traduzione e andavate a vedere cosa voleva dire. Quest'anno no, perché siete diventati grandi. Questo è un corso evoluto. Yeah. Allora, significato di Lugit. Lugit vuol proprio dire vivace, tutto arzillo, parlando di una persona anziana, non vivace perché ovviamente, però arzillo, Lugit. E è possibile avere il testo? Ce l'avete il testo, ce l'avete, è stato mandato. È stato mandato in una delle mail, ecco. Risponde Daniele Marannino. Professoressa? Sì? Voglio dire anche, nel frattempo sono diventato papà, quindi... Quella cosa, allora complimenti, bravissimo. Allora,
Comunque, qualcuno dice, Rossana dice, comunque un po' il senso si capisce, si familiarizza con la lingua, brava, è proprio quello che vogliamo. Questo Galaxy Tab A dice, a me non è arrivato, grazie. Arriverà a questo punto. Lei faccia richiesta che noi glielo mandiamo. Buonasera, esiste una grammatica bergamasca che ci può consigliare? Ce ne sono parecchie. Sta ancora caricando. Prima di Capaccioli o Capaccioli, che non so come si dica, ma è bene averci un dizionario, perché sul dizionario in qualche modo certi modi di dire si trovano. Però le grammatiche bergamasche sono molte. Io consiglio Bergamascamente, Bergamascando di Umberto Zanetti, ma ce ne sono delle altre. Se voi andate in libreria fatevi consigliare pure da un libraio, va sempre bene. Ecco, Fabio Moloni dice l'ho ricondiviso qui sotto. Allora, non ho mai sentito l'espressione divso di titoli. Me lo può tradurre? Mi date dei titoli. Che titoli? Certamente non di cavaliere, non di commendatore, ma in qualche modo qualche parolaccia. Giusy, è magari possibile dare la traduzione non ora, ma alla fine del corso. Io sono bergamasca e non ho problemi, ma per altri che non sono della provincia, magari può far piacere. A quello ci penseremo. Però, se voi avete a casa un Pinocchio non c'è. originale, non le riduzioni diverse che sono state fatte, ma se voi cercate un Pinocchio in italiano, vi trovate con le parole in bergamasco che abbiamo qui, salvo i luoghi, perché mentre nel Pinocchio si citano i luoghi toscani, noi citiamo i luoghi bergamaschi, ma quelli credo si capiscano abbastanza. E la stessa cosa, vi anticipo, il pesce cane, il terribile pesce cane, chiaramente non poteva esserci qui a Bergamo. Quindi siamo andati sul lago di Sarnico, abbiamo incontrato un luccio con una bocca tanto grande che ci stava il trenino della Valle Seriana, e ovvio queste cose per forza non potevo mantenere le cose toscane, però questo. Cosa vuol dire ludro? Vuol dire delinquente. Eccola qua. Allora, qui sopra in chat, va bene. Io ho il tuo libro di tanti anni fa. Brava, bene. Mi puoi ripetere per favore la parola che si riferisce a una persona arzilla? Non riesco a trovarla. Lugit. Lugit. Scritto Lugit. L-U-I accettata T. Perché mi sentito anche? Allora, capitolo terzo. Possiamo andare? Sì. Riata la sua K, assieme al Dresio e Beta Fassio il suo Giupì, e il Gametti non Pinocchio. I primi desprese del Giupì. I desprese sono i rispetti. Adesso troviamo qualche luogo a noi familiare. La K del Geppetto l'era via con le U del Prefalator del Gombet. Chi conosce Città Alta sa dov'è la Torre del Gombito e anche la via Colleoni. Ustansi a Piaterè per Ciapampo de Luce del Sottaspala. La mobilia l'era proprio mia tabella, una scagna sofa, un lecis gangherè e un taulì che sta a miampè. Sul mur, in fondo alla stanza, svedi un bel camì col fuoco in pes, ma il fuoco l'era doma pitturato. E sul fuoco era solo una bella pignata che buia, ma pitturata po' a chela, e la casafo la sobraniola de fum che il paria fum del debut. Appena arrivati in capo, il Geppetto l'ha ciapati in salti su arnesi e si è mettiti in drea fa il suo belatino. Che mette voi al disentrare lì. E le proprie chiama il Pinocchio, che non che gli porterà fortuna. Me ho conosciuto una famiglia entrega che si è chiamato il Pinocchio. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchio poi il cec. E te ci era accomodai de papa, o il piacere al circasio. Dopo che Iga ha trovato il nome al suo Giupì, l'ha spesegata Laura d'Elena e gli ha fatto lei la ma appena che io ci stai felice, le resta lì col naso in mezzo al mostasso perché essere in così che si annuia e guarda proprio a lui. Che la aiuti un po' a male e la dice piuttosto niente. Sono qua, faccio quello che non devo fare domani mattina. I gare risponditi.
Allora dopo io faccio il nas. Ma questo, appena che le stai faccia, la commessa, sentite, appena che le stai faccia, però stach si scrive. La commessata a slongas, è slonga, le è diventata una nappa che la finia più. Che il poi invece del geppetto, al da schiortare, ma ciao, con più la schiortà, più che il danado di nas, al denta long. Dopo il nas che ria alla bocca, ma era mia finita de fa, che la sei inviata la sebet a grignare al dre. Ma che la fa del grignare, al che disia il geppetto rabbioso, ma l'era compagna parlava al muro. Ma tu appena dici de piantala o no? Allora la bocca la desmettì de grignà, ma la gacca sa potri metter de lingua. O Geppetto la faccia parire negota e le indaci a laura. Dopo la bocca il gaffaccio il barbos, o il col, le spalle, o stome, i bracci e i mani. Ma appena finì dei ma, al Geppetto che sparì la peruca, al seu taggio estonte per vede glandi malberati. Te, dammi in dresso bella me peruca. Ma il Pinocchio invece di tornare se le metti da sul socco e la calcata so se mai becca quasi quasi al sofega. A et che il suo giopile era se mai mal garbato. Col Geppetto le denta moc e gadice. Brut barabidus c'è, te segnamo mia la sid del te e te comenza esamò a mancare del rispetto al tuo padre. Amba via tambese, e se sugaso ioce. Restate faga i gambe e i pe. Ma appena che sta il facci pe, a Geppetto gheriato una potente pesata sulla punta del naso. La mestà il sebe, la mestà, al sedici, giusie sa il po' prima, adesso le tarde, lato il sol soberati sotto sea e la metti zontera per faga fare il prim passo. Poi Pinocchio, al ghire gambe indormete, e il famues, i se Geppetto gli dà la mano per farla imparare. Quando finalmente il gheriata stampede per soccorso, l'attaccata a camminare a fuori per tutta la casa, fino a che infilata la porta le è scappata in destrada. Ciapel, argusà il Geppetto. Il vecchio sto giù picca il curia, la se ferma a daga e tu ci grignunade pisan braga. Alla fine, che gheriate le carabinieri, che assenti sto bordelere, credendo che fedessi scappato i cali, Noela e Ergù, al se mettita a gambe slargate intramessa la strada per cercare fermare. Ma il Pinocchio, dopo il figurante lontà, la cercade passava messa a gambe. O il carabiniere, senza digna begna sé, alla ciapà per il nas e la tornata da Gelindriamo al suo padre. Quando il Geppetto che l'ha in di ma, al viria si dato una bella tirata de oregge, ma pota al ser incursit che della fressa si era delmente garde fagele. Allora la faccio non dal co per fagar segni che a caghe sarà passato il vescovo. Pensate che bella questa espressione, passa il vescovo. Il vescovo quando fa la cresima, quando impartisce il sacramento della cresima, dà uno schiaffetto, no? Dà un colpetto sulla guancia dei bambini. Passare il vescovo significa prenderle. Ma Pinocchio capì dall'antifona se bettata intera e il via più le essere. In talla se la scuriosà, ergui disia, poi beratia lì. Chissà quate che gensuna che il mai accade nas di Geppetto, erguidote. Che il Geppetto lì, al pari bravo ma si che la sandiva che il porgio P le bude scepalsiato ok. Insomma, che il carabiniere l'ha desliberato il Pinocchio e l'ha menato il Geppetto un presunto. Lui poi vegetto mia bude difendes, in ta che l'indà verso la via Gleno, un altro posto, un'altra via di Bergamo, al Caregnà, brut ludro d'uscè, a pensava che me saresti se mai piasit che il fedesso di P per B, ma che de pensava a te. Che succedì dopo, le la urnia alle crene, e del cantero in chi capito il tegnerà dopo de questo. E abbiamo concluso. Ma io a questo punto vi dico, domani sono qua. Io direi che Posso fare una domanda? Sì, certo. Barbì o Barbè, quando parlava, discolo vuol dire? Barabì. Barabì, perdono. Vuol dire piccolo Barabba. Barabba era il ladrone che stava a lato di Gesù Cristo.
Quindi si vede dei bambini che sono un po' discoli, ma che in fondo non sono cattivi. Adesso il barabì. Ok, sì, ok. E poi Malcadenas? Maya Cadenas. Maya Cadenas, ecco, scusa. Vuol dire una persona spregevole che addirittura è capace per aprire una porta e quindi vuole fare qualcosa di male, per esempio rubare, è capace di mangiarsi il catenaccio. Ok, grazie mille. Prego. Posso dire, siete fantastici. Io capisco il bergamasco, ma mi rendo conto di avere ancora molte lacune su certe parole. Che bello. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, cosa vuol dire barbos? Vedo scritto. Barbos è il mento. Il mento. Alga faccio il barbos. Gli ha fatto il mento. E che cosa significa ol piesior al circas? Questa è una bellissima espressione bergamasca. Circas vuol dire chiedere la carità, ma letteralmente cercare su. Ma in italiano non ha un corrispettivo, è chiedere la carità. Circas in bergamasco vuol proprio dire così, cercare la carità. L'udro ha degli elementi in comune con il termine lader, sono termini analoghi di valli diversi o termini diversi, completamente diversi. Lader è il ladro, l'udro è il delinquente. Posso chiedere? Sì? Del debut, io ho sempre saputo del bu, non del debut. Da dove viene? Non lo so. Mia cara, va bene mia cara, vanno bene tutti e due. Vanno bene tutti e due. Del bu è in qualche modo un'abbreviazione di del debut, ma va bene comunque. Davvero, per il davvero. Il resto è chiaro. Perfetto. Allora, cara, già che ti vedo, non dovrei vederti ma ti vedo e quindi sono molto felice, fammi un piacere, leggimi un pezzettino. Avete voglia di sentire uno di voi che legge? Sì? Nessuno risponde? Sì. Allora dai Anna, leggi quello che ti piace. Ma perché non dovresti vedermi? Non devo attivare il video? Va, fa niente, dai, va bene così sono contenta, ti ho visto. Va bene. La prossima volta lo disattivo. Da dove parto? Da dove ti pare? Prendi due righe, qualsiasi, ci dici dove sei, se al primo capitolo, secondo... All'inizio, siamo all'inizio. Ah, proprio all'inizio, perfetto. Allora aspetta che ti raggiungiamo tutti. È andato. Eccolo qua. Era già là? Ancora un pezzettino più giù. Eccolo qua. Come le stacce? Eccolo qua. Ecco. Allora, come le staccia che il maestro resa Rasgot li ha trovati tot de len che il piansia e il grigna accompagna giusto. Gera una volta ure. I digherà subito ceti chiedere a les. No, c'è, i vi sbagliat. Gera una volta tot de len. L'era mia e len de lusso. L'era giusto una bora de chele che si scepa a toccare per fare i soc che smet d'inverno di stue e di camì per impiare i foc e scaldare stanze. Bravo Fede, qualcun altro vuole andare avanti? Grazie. Brava. Ah, grazie. Qualcuno vuole continuare oppure scegliersi un pezzo di... Allora, posso provare. Premetto che io il bergamasco lo capisco benissimo, l'ho sempre sentito parlare, ho sempre avuto un po' di difficoltà a parlarlo. Va bene comunque, vi prego, tutte le persone che chiamo hanno voglia di dire il loro nome, da dove chiamano? Io sono Lucia, abito a Bergamo e voglio, a parte che mia suocera era un alfiere del Ducato di Piazza Pontida e scriveva poesie in dialetto, e ho fatto una vita a trascrivergliele con la difficoltà degli accenti, va bene, ma io voglio provare a parlarlo. Brava. Ok. Allora. Sono Anna Maria e sto in Spagna, ad Alicante. Perfetto. L'era mia Ulain de lusso, l'era giusto una bora, de che... Già stato letto? No, ma va bene anche se lo rileggi, però è... De che le
che si sceppa suat ok per fadeti soc che smet d'inverno perché l'accento in de stue endicami per impia ol feuc e scaldai stanze. Melso mia come le stacia, manima, pian piano, sì, ubel de, sto toc de legn, le capitati in de la butiga de uec rasgot che se chiama Antonio, ma te ci la chiama maest Seresa per via della ponta del sonas che l'era sempre l'ostra e infiammegheta come una Seresa maruda. Bravissima. Ragazzi, io vi amo. Ma bravissima, bravissima. Dai, andiamo avanti, qualcun altro. Capaccioli o Capaccioli. Che ti vedo. Eccomi, Non dovrei vedere. eccomi. Dai. Allora, ci provo, eh. Vai. L'era mia, il legno del lusso, l'era giusto una... Vai un po' più giù, dai. Appena che il maestro resa la est. Ah, ok. Appena che il maestro resa la est, isto touch de legno al touch de legno. Toc de legno, pezzo di legno. Ok, toc de legno. Al se frega i matut con te con te el se dic intra de lui. Che le legne che le propriamente riat che piano Gioia. Ok. Che len che le propriamente riat che a propose. Ok. Piano. Che le legne che le propriamente riat che a propose. Ole dovral per faga su una gamba a il tauli. In quater e quattrot la chapat in dima al sobrao sigurzel per cominciare ad agala forma, ma quando le stac dre per la sanda al prim colp le resta le colnas in mes al mostas perché la sentit una usina fina che la gadic te perché mi ha tat fort ne. Basta, bravo, bravissimo, bravissimi tutti. Signori, io chiudiamo i miei amici qui. Facciamo in tempo ancora a leggere, dai, 2 o 3 righe. Chi vuole seguire Michele Capaccioli? Posso io? Posso io, certo. Io non sono brava, Allora. Mi chiamo Antonella. Il fatto che qui vuol dire che siete bravi. Magari. Pensé un po' come lei sarà stremi che il polvet de maestre resa. L'ardà de che e de là per tutta la bottega per capire da che banda la podia in sta usina. Ma la es negota. Arda sotto il banco, negota. Arda detti in due guardaroba che l'era sempre sarà, negota. Arda detti in del sidel della rasgadura, nessu. Allora, der la porta per daga una giardina, può se la streccia, nessu. E allora, docà? Adesso ma va bene anche docà? Adesso capite. La dice con due grinadel intact che se la gratta alco e sve che me sarò insognato. Te che malaura. E ciapamo in dima al sol si turzel e gadace una bella botta a sto de lei. Brava. Te. Bravissima. Se ne fai male. Va benissimo, benissimo, molto brava. Ancora uno che legga 3 righe, dai. Perfetto. Qualcuno vuole andare avanti? Ci provo io? Chi sei? Io se non legge nessuno vado avanti ancora io. Vabbè, io sono Siri Lodi, da settimo trimese. Via, ottimo. Oite, te me fai male,
Avanti. Allora, stavolta Messe Teresa le restalle de stock. De stock. Poi de fodenco per la pura. De De stock, di stucco. stock, giusto, de stock. Coglioc de fo. Allora, stavolta Messe Teresa le restalle de stock. Coglioc de fo del co per la pura. La bocca aperta e la lingua che la ghedondaso fino al barbos, compando i mascherù de fontana. Brava. Appena che la vidi parlà, la comenzate ma come una foia. Entata il disia, pota che da che banda salterà la pofosta usina. E poi che E poi? e poi che gnalluf. Brava. Sarà mille per caso che il tocchel de lei che l'ha imparata a Lucia e a lamentare scompando scetti? Vede mia cret, che lei le ha lu come te ciotter. Se te il mette sul fe, che meso de fa che è una bella de faseu. E allora, che il di vergù? Ah, ma se che de vergù, pes de lu, adesso al rangement. Basta, ci fermiamo. Bravissimi tutti Grazie. quelli che hanno letto, veramente bravi, che vi siete messi in gioco, è una cosa bella secondo me. Per la prossima volta io vi chiedo di leggere queste parti che abbiamo letto noi, perché io voglio sentirvi quando vi siete allenati un pochino. Poi invece andremo avanti, faremo anche gli altri 3 capitoli e proveremo anche a leggere gli altri 3 capitoli. Quello che vi chiedo è se avete delle domande tecniche da fare sullo svolgimento delle lezioni, ma di carattere ogni quanto, cosa devo fare se devo andare, che so io, dal medico, non posso essere presente alla lezione. Sono tutte cose che non dovete dire a me perché io non organizzo niente, mi limito ad essere qui a leggere, ad ascoltarvi, e quindi tutte queste domande di carattere tecnico le dovete scrivere. Va bene. L'indirizzo, immagino. Bene, quindi siamo a posto. Signore e signori. Grazie. Un momento solo. Da giovedì potrete avere la registrazione su YouTube. Scusate, abbiamo delle difficoltà di comunicazione perché io non so, forse non ci vedo più, sono diventata vecchia. Signore e signori, buonasera, è stato veramente un piacere stare con tutti voi, speriamo di esserci tutti anche la prossima volta e magari di aggiungere qualcuno, ma neanche tanti, così riesco a vedervi e a parlare con voi, e davvero, davvero grazie a tutti voi per la vostra scelta. Ciao! Grazie mille, è stata una bellissima esperienza. Ciao. Grazie. Grazie Giusy, grazie a tutti. Ciao a tutti, Grazie, mille. buona serata. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao! Grazie mille, buona serata. Ciao, grazie. Ciao!